Questa mattina, quando sono scesi i miei ospiti, mi raccontavano che ieri sera si sono addormentati sentendo ed ascoltando nel cuore della notte uno strano verso. E chiacchiera dopo chiacchiera io ho iniziato a raccontare a loro che in realtà non è uno strano verso, ma è il verso di un piccolo animale notturno che è la civetta. Nel nostro vissuto da sempre la civetta è stato visto come un animale che portava disgrazie, come un animale associato al malaugurio, anche se in realtà non è così. In realtà è un animale che si sentiva soprattutto di notte, perché nel corso della storia le persone che vegliavano sui loro defunti nel silenzio della notte sentivano il verso di questi uccelli notturni. È un animale che tutti abbiamo conosciuto ed è un piccolo animaletto che fortunatamente è stato visto poi nel corso della storia dai greci e dai romani come un animale addirittura legato al mondo della saggezza. La chiacchiera poi con i nostri ospiti ha continuato e anch'io oggi continuo con le chiacchiere, sperando che i miei ospiti anche domani mattina si fermino con me a chiacchierare, e nel frattempo io mi abbandono al mio sfurezzo. Per il resto vi auguro una buona giornata. Ciao!